Cari telespettatori, benvenuti. Ci troviamo negli studi 2 di Latenda TV, nostro partner di fiducia, per raccontarvi la 13ª edizione dell'unico e inimitabile centro estivo per ragazzi delle medie di Vittorio Veneto, il Vivi Vittorio. Qui con me ci sono anche i miei collaboratori, che pian pianino vi presenterò. In questo momento abbiamo il dottor Sartor e il professor Savioli, che analizzeranno in breve le settimane trascorse insieme al Vivi Vittorio. Allora, cosa dice di questa nuova edizione del Vivi Vittorio? Questa nuova edizione è stata un po' come tutte le altre, è molto divertente, ci sono state varie attività, naturalmente tutte divertenti. Divertenti. Grazie, dottore. Dai dati che abbiamo raccolto, professor Savioli, risultano tutti soddisfatti e felici di questo centro estivo? Dai dati che abbiamo raccolto, il 98% delle persone sono rimaste contente di questo centro estivo. Un'ultima domanda facciamo al dottore Savioli e Sartor, scusa. Secondo le vostre ricerche, quante probabilità ci sono che i partecipanti che hanno partecipato quest'anno tornino anche il prossimo anno? Secondo le mie statistiche, che naturalmente non sbaglio mai i miei calcoli, in teoria il circa 101% dei ragazzi che sono stati in questo centro estivo ritorneranno il prossimo anno. Bene, anzi, molto bene. Se i miei illustri collaboratori sono d'accordo, partirei col primo servizio dedicato allo sport con judo, pallavolo e ginnastica artistica. Yo, baby K. Prendo uno spicchio di luna, lo metto nella sangria. Se mi allontano sarà per sentirti dire sei mia. In capo al mondo che ci vado a fare se tu vai via. Tanto l'unica destinazione è ovunque tu sia. Tutta la vita che aspettiamo, quel sogno di un tramonto sudamericano. Tutta la vita a rimandare, perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. La musica, la playa, l'estate, la festa. Con te tutta la notte sei già nella testa. E allora dimmi com'è che si fa nuotare, se ho bisogno di te in questo mare. La musica, la playa, l'estate. Buongiorno a tutti, oggi siamo qui con il vicepresidente dell'associazione UPI di Costa, Paolo Forin. Che cosa abbiamo fatto qui oggi? Oggi avete provato a vedere un po' cos'è la pallavolo, avete visto i bugger, i palleggi, le schiacciate. Diciamo che c'è un primo approccio a questo tipo di sport e poi avrete, se vi piace, avrete modo di approfondirli nelle prossime volte. Insomma. Quante squadre avete? Noi facciamo il mini volley, l'under 12, l'under 13, l'under 14, l'under 15, l'under 16, l'under 18 e la prima divisione, la prima squadra. Dal punto di vista delle attività, la società è una società che è a Vittorio Veneto da qualcosa come 35 anni, è una delle società più vecchie, diciamo, della provincia di Treviso, tra le prime 8. Ma lei quanto è alto? Allora, io sono 1,93 m, però nella pallavolo non ci sono solamente quelli alti, tutte le altezze vanno bene, dai liberi, che sono quelli più piccoli, ai palleggiatori, alle bande, ai centrali, che sono tendenzialmente quelli che appunto sono un po' più alti, però sicuramente va bene per qualsiasi tipo di altezza, ok? Grazie a tutti, arrivederci. Bene, l'intervista è finita. Ciao! La notte sei già nella testa. E allora dimmi com'è che si fa nuotare, se ho bisogno di te in questo mare. La musica, la playa, la spiaggia che salta. Io e te tutta la notte, tramonto all'alba. E allora dimmi com'è che si fa nuotare, se ho bisogno di te in questo mare. La musica, la playa, l'estate, la notte, la festa, la playa, l'estate, la notte, la musica, la playa, l'estate, la notte, la festa, la playa, l'estate, la notte, la festa. Eccoci rientrati in studio, ringraziamo i nostri inviati per la loro professionalità. Come potete vedere, cari telespettatori, gli ospiti in studio sono cambiati. Ora abbiamo la signorina della Libera e il signor Staffa, Salve.
Chiedo loro di presentarvi la seconda parte dei servizi dedicati allo sport. Signor Staff, vuole dire qualcosa da aggiungere? Grazie Demetrio, sono lieto di essere qua in studio con te. Oltre alle attività che abbiamo già visto, abbiamo anche sperimentato altre attività come il taekwondo, e il gym box e il badminton. Secondo le mie statistiche, tutte queste attività sono piaciute. Vediamo i servizi. Cari telespettatori, siamo qui in collegamento con il laboratorio di Taekwondo con Alessandra Sinagra, compagna e insegnante di una nostra vecchia conoscenza, il mitico Eros. Ma erano 10 anni che Eros veniva a questo fantastico Crest. Dove l'hai lasciato? Per fortuna ha trovato lavoro e quindi purtroppo non può più essere presente a questi eventi come il Grest e tante altre fantastiche cose che fate. Ma quando voi due e i vostri figli litigate, vi colpite praticamente con i calci in faccia? Allora, premettiamo che non litighiamo mai, al limite c'è qualche discussione, ma no, evitiamo i calci in faccia, no, non ce li tiriamo. Magari il piccoletto di casa tira qualche calcetto sullo stinco, ma niente di che. No. Ma avendo due figli nati da due celebrità del taekwondo, lo praticano? Sì, i nostri figli praticano il taekwondo, lo praticano da quando erano piccolissimi, ovviamente li abbiamo portati in palestra con noi. Il piccolino che non ha neanche 3 anni viene in palestra, si diverte molto, inizia a tirare qualche calcetto ed è ben indirizzato, sì. Beh, detto questo, facciamo un immenso saluto al mitico Eros e un immenso grazie ad Alessandra per aver risposto alle nostre domande. Grazie a voi. Se il tuo treno passa una volta, dimmi a che ora è. Arrivo prima che cada l'ultimo fulmine e cerco un po' di tempo, cellulare spento per ballare senza reggaeton. Dimmi dove e quando. Dimmi dove e quando. Da stasera non arrivo in ritardo e non ho più nessuna scusa stupida. Non conta neanche il traffico che c'è. Dimmi dove e quando. Da stasera non arrivo in ritardo. Senza tante parole, manda la posizione. Oh, dimmi dove e quando. Che sto accelerando. L'ultimo sorpasso e giuro sono date. Buongiorno e benvenuti a tutti. Siamo qui alla palestra Pontavai e al nostro fianco c'è il mister Alberto Faraon. Che cos'è il badminton? Il badminton è un gioco che ho inventato io su suggerimento, su input di mio fratello alla Francia, che mi ha chiesto: ma perché tu che fai giocare i bambini non li fai giocare a badminton? E io ho detto: sai che è una buona idea, perché il volano non è come una pallina che se il bambino non la prende deve rincorrere la pallina. Il volano se non la prende cade e non perde tempo da rincorrere la pallina e quindi gioca di più, fa più attività motoria, e da lì è nato il tutto ed è nato il badminton. E da quello che comunque ci raccontavano i nostri nonni, il tamburellino lo usavano molto soprattutto nei giochi. E si è ispirato a questo? Ho preso ispirazione dai ragazzi di Fontigo. A Fontigo sono campioni italiani di tamburello juniores e quindi ho detto: lì hanno il tamburello e qui i nostri nonni, come hai detto tu, la giocavano a volano, quindi ci sono, e quindi le scuole potrebbero benissimo giocare a questo gioco, e da lì ho cominciato a pensare e riflettere come far giocare di più i bambini a scuola. Comunque l'importante è fare sport, poi il gioco, i materiali che si utilizzano diventano in secondo piano. Grazie mister per aver dedicato del tempo, è stato anche un bel pomeriggio. Linea allo studio. Stasera non arrivo in ritardo. Senza tante parole, manda la posizione. Oh, dimmi dove e quando. Bentornati in studio. Ehi, questa cosa qua devo dirla io. Sono io il capoconduttore qua. Caro capoconduttore, ti ricordo che io sono la direttrice di questo show. E ricordiamoci che sono l'amministratore delegato. E siamo in società con Andrea Maroelli. Dai, va bene capo, vado. Caro capoconduttore, cos'ha di tanto speciale questo centro estivo che piace proprio a tutti? Allora, questo centro estivo è molto bello, come
zona dove siamo collocati, la scuola, e il clima di amicizia è la prima cosa in assoluto che accoglie voi ragazzi, e gli animatori sono bravi, qualificati, preparati con una formazione, e inoltre sono belle tutte le nostre attività, tutti i nostri laboratori, i giochi che facciamo, che organizziamo prima con la Eva, e tutto quello che c'è dietro al GREST, a questo centro estivo, ci spinge per divertirci con voi ragazzi e anche tra noi animatori più grandi. Ti ringrazio. Detto questo, chiediamo alla regia di agevolare i laboratori artistici. Vediamo ora danza, breakdance e teatro. Eccoci qui in collegamento con la maestra Valentina di hip hop. Cosa abbiamo fatto oggi? Allora, oggi abbiamo fatto una lezione di hip hop e abbiamo imparato le prime basi per poter ballare. Abbiamo imparato ad ascoltare la musica, ad andare a tempo e qualche passo molto semplice che tutti i ragazzi potessero fare per imparare ad approcciare al mondo della danza. Mi hanno detto che lei conosce il signor Michele. Io e Michele lavoriamo nella stessa scuola, al Down by Lop, e io faccio le lezioni che riguardano appunto l'hip hop, che è una danza più ballata in piedi, mentre Michele fa le lezioni che riguardano la break dance. Ci sono anche dei verticali, giri sulla testa e cose simili. Bene, da qui è tutto. Ciao! Ora ricordi dov'è il tuo cuore. Ora ricorda dov'è il tuo cuore. Come potete vedere mi sono ripossessato della mia postazione, adesso siamo qui con Caterina ed Emma, i due ospiti di questa puntata. Sono qui con me per presentarvi altri due laboratori d'eccezione di quest'anno. Sì, esatto. Abbiamo avuto il piacere e l'onore di ospitare da noi il fumettista Jacopo Rossitto e l'artista Giovanni Bett, che hanno dato libero sfogo alla nostra creatività e ci hanno insegnato il valore dell'arte. Arte, arte. Mettila da parte. Almeno da piccola a me dicevano così. No. I vecchi che saltavano in Fosparlongo. Ok. Scherzi a parte, vi mostriamo quello che abbiamo fatto. Linea alla regia. Do you ever feel like a misfit? Everything inside you is dark and twisted. Oh, Buongiorno e benvenuti. Qui al mio fianco ho Jacopo Rossitto, che è un quotato fumettista di Vittorio Veneto. Ma quindi nel tuo caso il fumettista è un lavoro o è semplicemente un hobby? Buongiorno a tutti. Allora, è principalmente per ora un hobby, spero che diventi un lavoro magari un giorno a tutti gli effetti. Collaboro già con altre aziende come grafico, disegnatore, mai come fumettista, però insomma la speranza è sempre l'ultima a morire. Ma quando è nata questa passione? Quando avevo circa 7-8 anni ho cominciato prima a scarabocchiare i disegni di Batman e quindi ho cominciato a disegnare tutti questi supereroi fino a che un giorno non sono riuscito ad andare all'istituto d'arte e poi a una scuola di fumetto. Al giorno d'oggi com'è che si fa a diventare un fumettista? Non è importante il saper disegnare bene, ma avere un'idea che sia divertente. Ecco, diciamo che al giorno d'oggi bisogna seguire molto quello che sono i meme o comunque le correnti che vanno in internet. Bisogna essere divertenti e d'impatto. Da qui è tutto.
del laboratorio di arte. Oggi abbiamo conosciuto Giovanni Betta. Buongiorno, io sono un artista di Vittorio Veneto, faccio questo di professione. La mia vita è principalmente fatta di arte, perché insegno arte a una scuola media e faccio arte, dipingo, faccio quadri, ecco. Sappiamo che la tua passione per disegnare sono gli alberi. Come mai questo soggetto? Io inizio come un pittore realista, ok? E ho fatto una scuola che è l'Accademia di Belle Arti di Venezia. Allora, l'Accademia di Belle Arti di Venezia io ho fatto un percorso classico, ok? Dopo a un certo punto ho conosciuto altri artisti che mi hanno influenzato e mi hanno aiutato a evolvermi, però il tema naturalistico per me è rimasto sempre la cosa più importante. Gli alberi sono un bellissimo simbolo di comunità. Un albero non è niente, ma tanti alberi fanno una foresta, per questo è il mio tema principale. Da qui è tutto, grazie Giovanni. Eccoci in collegamento nel laboratorio di pasticceria del maestro Piero. Grazie del maestro intanto, e so che voi due dovete farmi delle domande. Qual è il suo dolce preferito? Allora, io sono un appassionato dei dolci con la sfoglia e con la crema e dunque secondo me il cannoncino è uno dei miei dolci preferiti. Quando ha finito di lavorare, puccia le dita nella crema? Allora, non si potrebbe fare, però è ovvio che insomma, dopo essersi accuratamente lavati le mani, aver assaggiato la crema con un dito se è buona o no, dopo ci si rileva le mani, dunque si può anche pucciare dentro la crema. E adesso tocca a te. Non so che domanda fare. Te la faccio io una domanda. Allora, benissimo, dimmi cosa abbiamo fatto oggi qua nel nostro laboratorio. Prima tu ci avevi preparato dei bignè e noi abbiamo bucato in mezzo e con la sacca abbiamo aggiunto la crema al cioccolato e alla panna. Abbiamo preso i supir e li abbiamo glassati. E dopo cosa abbiamo fatto? E dopo li abbiamo decorati. Bravissimo. Molto ma molto bene. E dunque anche quest'anno da Aurora, Viola, come facciamo? Come si saluta di solito? Linea allo studio. linea allo studio. Linea allo studio. Eccoci qui con Luna e Michele, altri due collaboratori del nostro staff. Grazie Demetrio per l'invito, ma ti sei forse dimenticato di citare un altro artista vittoriese. Ah sì, scusa, come fate a dimenticarmi proprio di lui, il più importante di tutti? Sì, un artista internazionale che ci ha aperto le porte del suo studio. Non vi diciamo chi è, ma possiamo anticiparvi che l'ha intervistato per voi il nostro capo conduttore. Ok, quindi mi do la linea da solo? Va bene. Allora mi do la linea a me stesso per intervistare questo musicista misterioso. Cari telespettatori, con piacere, cosa dico, con onore, presento Stefano Manoelli, ormai un veterano, un'autorità del nostro centro estivo, un veterano. Un'autorità. E ogni anno faccio sempre le solite domande. Per chiederti se potevi aggiungere te qualcosa al curriculum che già abbiamo dagli anni scorsi. Allora, di solito la domanda è da quanti anni suoni, più uno farei perché sarà 20 e qualcosa. Sappiamo che sai suonare tanti strumenti, ma sai suonare il theremin? No, mi piacerebbe, guarda, spero di avere tanto tempo per imparare a suonare tanti strumenti. E invece la sambuca? Non mi piace. Invece abbiamo anche una domanda abbastanza scontata, ti piace suonare il campanello? Sì, dai, diciamo di sì. Mi piace anche fare i ritmi col campanello. Tin 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 tin. Con quell'aria delicata, con un fiore tra le dita, bevi un altro margarita, poi mi dici
Allora, ti chiediamo una cosa, se riesci a suonare Jumbo di Giusy Ferreri con la chitarra e dopo con il violino. Cosa? Jumbo di Giusy Ferreri, prima con la chitarra e poi con il violino. Non la conosco, scusate. È famosa? È una canzone famosa? Non lo so. Non l'ho fatto io. Bene, noi siamo giunti al termine. Ottimo. Le domande sono finite. Ci vediamo il prossimo anno con un anno in più di esperienza. Adesso vado ad ascoltare Jumbo di Giusy Ferreri. Va bene. Ma esiste? E non c'è bisogno di niente. Ah, Giusy Ferreri. È stato bello ascoltare questo pezzo. Adesso lo conosco. Bene, ci avviciniamo verso la fine di questa edizione del TG Vivi Vittorio, edizione speciale. Torniamo col signor Staffa e con la signorina Lorelai. Signor Staffa, vuole aggiungere qualcosa? Ci restano 3 cose da vedere, Avis, igiene dentale e Prealpi Soccorso. Vai regia! Buongiorno a tutti, oggi siamo qui con Cinzia e Franco dell'Avis regionale che attraverso un gioco ci hanno spiegato l'importanza di donare il sangue. Sono contento, sono felice di essere stato qui con voi, siete stati un bel gruppo di ragazzi e ragazze che hanno partecipato con attenzione, con vera partecipazione, vera attenzione a quelle che sono state le nostre proposte e che attraverso il gioco volevamo proporre appunto di informare, di portare questa informazione alle vostre famiglie, a chi incontrate nelle vostre giornate, per significare quanto sia importante il dono del sangue. È stato un momento molto bello, infatti vi ringraziamo perché ogni anno è un impegno rinnovato e veniamo con molto piacere a proporvi una delle nostre attività che speriamo appunto abbia reso felici anche i ragazzi coinvolti in questo centro estivo. Diciamo anche che in questa zona in particolare qui a Vittorio Veneto c'è un bel gruppo Avis dalla presidente Lorella Piai, ma anche tutto il gruppo direttivo molto attivo in cui insomma, è facile lavorare. Noi siamo troppo piccoli, ma voi donate, donate, donate. We at a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Pictureless, I'd rather kiss them right back. With all these people all around, I'm crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah, yeah. When we walked in I said I'm sorry. But now I think that we should stay. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Bentornati in studio, abbiamo di nuovo qua il dottor Sartor e una nuova entry dello staff, Angelica. Calma, calma, qui mi mettono in regia per lavorare, non come te che sta qui a chiacchierare. Questione di idee, dottore, vuole dire qualcosa? Secondo i miei calcoli, che naturalmente, come ho già detto, non sono mai sbagliati, mancherebbe il trucco per le nostre donzelle del centro estivo Vivi Vittorio. Poi manca la visita alla libreria di Bogotà per i nostri intellettuali. E poi mancano i giochi in scatola per gli appassionati che si trovano in questo centro estivo. E ora via i servizi. Le labbra fanno la differenza in un volto, in un viso. L'estate fa strani scherzi sulla bocca, in un sorriso. I ragazzi hanno finito la scuola, c'è chi è già partito per il posto del cuore. Con
frigorifero rotto. È una canzone che non fa dormire. E lo sogno a Pescia, una pioggia tropicale, dove siamo soli, tu inizi a ballare. Io ti vengo appresso, ritmo animale. Baby siamo in aria, siamo pronti a colpire come tu spari nel web. Come tu spari nel web. Siamo alla libreria Il Treno di Bogotà, in centro Vittorio Veneto con Vera? E cosa abbiamo fatto oggi? Allora, siete venuti a trovarmi e vi ho mostrato 3 tipi diversi di libri per ragazzi della vostra età. Un illustrato tratto da un racconto di Omero e un libro vero e proprio ma fatto in una forma che è quasi vicina all'hip hop, alla poesia rap, e una raccolta di racconti. E ve li abbiamo letti ad alta voce. Quanto secondo lei è importante la lettura per ragazzi? Penso che più di tutto siano importanti le storie, quindi se vi piace leggere è importante la lettura, o comunque incontrare delle belle storie apre gli occhi, apre al mondo e quindi dà delle grandissime possibilità. Che libro consiglia per quest'estate? Allora, ho scelto Una per i Marfi, che è una bella storia di rapporti di famiglia, ma anche di fiducia in adulti diversi e anche di amicizia fra coetanei. Quindi diciamo che ha tutti gli ingredienti per essere una bella storia per ragazzi della vostra età. Siamo direttamente collegati al pomeriggio dei giochi in scatola con l'associazione Giocatori in Scatola. Siamo qui con Adriano, il nostro maestro. Cosa fa l'associazione Giocatori in Scatola? Allora, l'associazione Giocatori in Scatola diffonde la cultura del gioco intelligente e in più fa iniziative di tipo queste, di cultura ludica, e organizza un evento importante l'8 settembre, l'evento Ludica all'Anziano di Cappella Maggiore, che l'anno scorso ha radunato 1500 persone. Ma voi lavorate anche o giocate tutto il giorno ai giochi in scatola? Magari giocassimo solo, no, lavoriamo anche, ci sono ingegneri, professori, persone che lavorano in ospedale, siamo molto diversificati, però abbiamo questa passione in comune del stare insieme giocando. Grazie Adriano, da qui è tutto. Linea allo studio. Attenzione, notizia clamorosa, il dottor Sartor ha sbagliato i suoi calcoli. Abbiamo trovato altre 2 attività che non aveva citato all'inizio. Questa Perciò cosa non è possibile. Mi dia una spiegazione. Non è possibile, non mi avevate informato di questa cosa. I giochi d'acqua non sono ritenuti nelle attività. E lei, signor delegato, faccia qualcosa! Inviamo i servizi di giochi d'acqua e piscina. L'inizio di una nuova era. L'inizio di una nuova era. Stiamo pensando alla stessa cosa io e te nello stesso momento. Di una nuova era. Lo senti? Lo sento! Imparare mai quanto sei bella, acqua fresca, sale e terra, e quei segni di batoste che il tempo ha scritto su di te, sulla tua pelle, il riflesso di migrazioni, di bellissime ribellioni, di problemi e soluzioni. La deriva dei continenti ci avvicina, con un salto siamo in Cina, verso i tropici e poi qui. Comunicare non basta, con te mi sento una cosa sola, 2 sillabe della stessa parola. E quando io ti guardo mentre passi, fai tremare tutti i bassi, col tuo modo di procedere verso il futuro di te. Mi fai sentire un poeta, anzi di più un profeta, che annuncia al mondo l'inizio di una nuova era. L'inizio di una nuova era. L'inizio di una nuova era. Stiamo pensando alla stessa cosa io e te nello stesso momento. Lo senti? Lo sento!
io ti guardo mentre balli, vedo in cielo i pappagalli che compongono nell'aria mia perfette geometrie. Inizio di una nuova era. Lo senti? Lo sento! Dallo studio 2 di Latina TV, dai centri estivi Vivi Vittorio, da me e dal nostro staff, ci salutiamo, questa è la fine di questo TG e noi arrivederci per il prossimo anno. Lo sento! Inizio di una nuova era. Lo senti? Lo sento! We can do what we want. We don't need these walls. We make the rules and laws. We can do no wrong. You told me you're ready, you get it, you get it. Yeah, I love your letters, we're melodramatic, and you are my heaven 24/7. I need your honey, I need your lemon. I don't need another reason. You're enough for me. Let's make some memories. E non c'è bisogno di niente, ai, 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 quando la notte ti prende. Eccoci arrivati in parola. Volendo, io avrei detto la Eva, ci fermiamo a Matilda e ci prendiamo il gelato. Però dopo basta che mi ritorni i soldi. Ti ringrazio dell'invito, Demetrio, però ti sei forse dimenticato di citare un'altra persona di cui avevamo... non mi ricordo più. Dove l'estate non cambia colore ed è più vicino anche il sole. Sopra la linea dell'equatore tu dimmi che vuoi restare come se il mare è blu. Voglio andarci con te e non c'è bisogno di niente. Ai, 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 quando la notte ti prende. Ai, 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 ai. Ma avevi fatto tu le domande? No, mi è venuto un messaggio lei. Ah, hai messo tu sta Jumbo qua. Io se vuoi conosco i Giambonetti, che quelli al gusto del prosciutto, al gusto di prosciutto. Grazie, ringraziamo il grande Deme, la Franceschina. Dallo studio di Maroelli allo studio di Latina TV. Ciao. Perché c'è il rosso là però. Italia 1. Calma, qui mi mettono in regia per lavorare, non come te che sta qui a chiacchierare. Questione di idee. Dottore, vuole dire qualcosa? Aspetta. Scusate, ero troppo nella parte. Dicevi tu guardando me. Guardando me. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea. I like your boom boom girl. Hey, ya vi que estás solita, acompaña.